Vicenza Oro Winter. Il lusso esplode in una sontuosa vetrina di pietre preziose. Il calendario internazionale delle fiere dell'oreficeria viene aperto dal Salone di Vicenza, che anche quest'anno racconta per primo le tendenze e le mode del gioiello nel mondo. Gli esperti del settore di tutti i continenti si danno appuntamento in Veneto per annusare i nuovi scenari, per capire come si muovono i mercati, per studiare la valorizzazione del brand e per mettere a fuoco il futuro del lusso. Ho visto un certo ottimismo, anche un certo cambiamento per aggredire i mercati, cioè per avere l'entusiasmo di aggredirli, soprattutto nei giovani, Il futuro mai come oggi non aspetta, bisogna afferrarlo perché svanisce in fretta. Il mercato corre e la Fiera dell'Oro di Vicenza è il primo termometro per misurare anche la febbre della crisi. La parola crisi è una parola che io ho eliminato dal vocabolario perché dà proprio una sensazione negativa, dà un alibi negativo per non fare niente. Il lusso a quanto pare non conosce crisi, lo dimostrano i numeri di Vicenza Oro Winter che apre oggi e chiude il 24 gennaio. 1500 aziende espositrici provenienti dai principali distretti orafi italiani e da oltre 31 paesi esteri. Ma l'oro è un metallo tenero, quindi si piega anche alle esigenze del mercato. Non è un caso se molti marchi quest'anno puntano sul design e sulla qualità del Made in Italy e inaugurano linee più vicine alle tasche di una clientela sempre più giovane. Dove ci sono delle difficoltà ci sono delle opportunità, l'importante è saper interpretare e cogliere nel modo migliore le possibilità che noi possiamo esprimere. L'arma che abbiamo in Italia è sicuramente quella della creatività e del design. Insomma, le aziende italiane che puntano sulla qualità e sul design resistono agli scossoni della crisi, anzi dimostrano di riuscire a conquistare anche il mercato internazionale, primi tra tutti quelli in crescita come Cina, India e Russia. Nonostante un momento di grave difficoltà evidentemente della nostra economia, le aziende che riescono a interpretare al meglio la qualità e le conoscenze artigianali e proporle ai propri clienti in un modo coerente e adeguato possono avere successo.